sindacati sulla serrata dei benzinai, vasta adesione secondo chi ha indetto la protesta, ma gli iscritti alla Confcommercio hanno tenuto aperto. Ondata di proteste e battute di sarcasmo contro l'ex ministro Brunetta, che ha dichiarato di non aver denaro per pagare l'IMU. Il gelo pungente minaccia le colonie feline nelle isole disabitate veneziane. È una bomba sanitaria raccolta di fondi per aiutarle. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Una notizia che riguarda il porto gruarese, è la nostra apertura perché è di 4 persone ferite il bilancio di un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, avvenuto martedì notte sulla Triestina in località Zellina alla periferia di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. La più grave è una studentessa di 28 anni di Pramaggiore di ritorno da Trieste che era a bordo dell'autobus sostitutivo dell'ultimo treno della sera diretto a Portogruaro, illeso il conducente del mezzo. E torniamo nel veneziano. Nei prossimi 8 anni le emissioni di anidride carbonica nel comune di Venezia saranno abbattute di 300.000 tonnellate. È quanto si propone di fare il Consiglio Comunale che ha approvato oggi all'unanimità il PAES, Piano di azione per l'energia sostenibile. Il piano prevede un maggior ricorso a fonti di energia rinnovabile, a nuove forme di riscaldamento e illuminazione e a interventi nel campo dell'urbanistica e del regolamento edilizio. Il piano è stato voluto dall'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin nell'ambito di un programma europeo conosciuto come Patto dei Sindaci che prevede lo stanziamento di finanziamenti comunitari. E ora lo sciopero dei benzinai. Erano in molti gli automobilisti a temere la serrata delle pompe di benzina in programma oggi e domani, ma le code che sono state affrontate ieri nei distributori potevano forse essere evitate. Stamane molti distributori aperti, sia quelli aderenti alla Confcommercio sia le pompe bianche, anche se secondo le sigle sindacali, lo avete sentito dai titoli che hanno indetto la protesta, l'adesione è stata altissima. Sciopero dei benzinai, anzi no, cifre contraddittorie sull'adesione alla serrata delle pompe di benzina tra Confcommercio e Confesercenti. Alle 10 di questa mattina, secondo un comunicato di FAIB, Confesercenti, Fegica Cisle e Figis Anisa, ben il 92% dei distributori di benzina in tutto il paese ha tenuto il suo esercizio chiuso, soprattutto nelle grandi città. Invece, secondo la Confcommercio, che riunisce tra i suoi iscritti la maggioranza dei gestori, lo sciopero non è stato attuato perché il sindacato si è sfilato dalla protesta e lo ha fatto all'ultimo minuto nel pomeriggio di ieri. Nel mirino della protesta ci sono le compagnie petrolifere e i contratti sanciti con le federazioni di categoria. I termini degli accordi che gestiscono gli sconti e le commissioni relative ai pagamenti con bancomat e carte di credito non piacciono più alle organizzazioni sindacali. Secondo Confcommercio invece lo sciopero è inutile, avrebbe dovuto colpire le singole compagnie petrolifere che praticano misure troppo sfavorevoli per le pompe di benzina e non tutte indistintamente. Confcommercio inoltre attacca le altre federazioni di categoria che stanno contestando ciò che hanno concordato in passato. La protesta proseguirà fino a domani. E impazza nel web l'indignazione per le dichiarazioni dell'ex ministro Renato Brunetta, che ha confessato a Radio 24 di essere stato costretto a chiedere un mutuo per pagare l'IMU. La notizia che è volata in rete ha suscitato anche l'intervento del vice capogruppo del FLI alla Camera, il vicentino Giorgio Conte. Le parole di Brunetta, ha detto, sono uno schiaffo a tutte quelle famiglie che hanno reali difficoltà economiche e che davvero non riescono ad arrivare alla fine del mese. Sentite le dichiarazioni dell'ex ministro veneziano rilasciate a Radio 24 e poi torneremo a commentarlo. Io le posso dare una notizia, sto pagando la seconda rata dell'IMU, i soldi non li ho dovuti richiedere a prestito in banca per la seconda e come me penso che sono un medio reddito, un medio alto reddito, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Ecco, lo avete sentito, nell'ultima dichiarazione dei redditi Renato Brunetta ha denunciato di aver guadagnato 279.129 euro, ma sostiene di averli spesi tutti per pagare i mutui di 4 immobili che ha acquistato. Lo ha detto attaccando Monti e la sua politica centrata sull'aumento delle tasse, confermando la linea della campagna elettorale del PDL. Il sarcasmo in rete però non gli è stato risparmiato. A Venezia l'ex ministro conta su una casa e un magazzino
magazzino, ereditato al 50%, e poi immobili a Ravello, Roma e in provincia di Perugia. E di IMU ha pagato per la prima rata 4.900 euro e per la seconda dovrà pagarne oltre 7.000, lo ha dichiarato proprio ieri ad un quotidiano locale. Ancora una volta, ha dichiarato Conte, Brunetta si è distinto per un totale disprezzo degli italiani. Insomma, siamo in piena campagna elettorale e l'obiettivo del PDL è di attaccare e di criticare Monti. Ma contro il rigore di Monti è però anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che oggi da Roma, nella veste di rappresentante dell'ANCI, ha denunciato i troppi tagli effettuati. Nel 2013 tantissimi comuni, ha detto Orsoni, verseranno in gravi difficoltà a causa di tagli indiscriminati che metteranno in ginocchio le loro economie e molte amministrazioni non potranno rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità. Orsoni, che ha appoggiato Bersani durante le primarie, ha aggiunto che è necessario chiedere un gesto di responsabilità per affrontare questi temi per un rilancio del Paese. Ma mentre il governo incassa l'IMU, i partiti si preparano a ricevere centinaia di milioni per il finanziamento della campagna elettorale. Quella di tagliare i finanziamenti ai partiti era una precisa richiesta degli italiani effettuata tramite un referendum nel 1993. La politica disobbedì. Amato, nello stesso anno, stanziò un contributo per le spese elettorali. Anche Prodi non fu parco. Nel 1997 concesse il 4 per 1000 ai partiti e poi varò la legge attualmente in vigore, quella che ha partorito mostri come Fiorito, che è arrivato ad acquistarsi un fuoristrada per affrontare la settimana di neve a Roma con i soldi degli italiani. Tra il 1994 e il 2008 i partiti si sono mangiati qualcosa come 2 miliardi e 254 milioni di euro, mentre i fondi realmente spesi per la politica non hanno superato i 570 milioni. Significa che la differenza è andata nelle tasche dei partiti in modo trasversale e a disposizione dei politici. Ora il Parlamento è bloccato. Sono 17 le proposte presentate per la riduzione dei finanziamenti e non c'è ancora un testo base. Non è che se la stanno prendendo con comodo? E tutto questo stride con chi sta tagliando i consumi familiari e in particolare a Mestre uno sondaggio della Confesercenti annuncia un calo dello shopping natalizio del 10%. Sarà magro lo shopping natalizio a Mestre quest'anno. Le cupe previsioni sono state confermate dalle interviste raccolte dalla Confesercenti su un campione di 238 persone nel weekend tra venerdì 30 novembre e domenica 2 dicembre. Si spenderà mediamente 150 euro pro capite, ossia il 10% in meno del 2011. Maurizio Franceschi, direttore regionale dell'associazione di categoria, conferma quanto annunciato dal rapporto del Censis. I consumi reali pro capite sono tornati indietro di 15 anni. Neppure l'arrivo della 13ª servirà a dare nuovo impulso agli acquisti, perché verrà usata per pagare le tasse e i mutui. Resistono soltanto i viaggi. Sarà il settore infatti che risentirà meno della crisi secondo gli operatori economici. C'è inoltre da considerare l'allarme della CGIA di Mestre dei giorni scorsi, secondo cui molti imprenditori artigiani per pagare le tasse non daranno la 13ª ai loro collaboratori. Insomma, sui regali ci si concentrerà poco e si punterà su oggetti poco costosi. Secondo il sondaggio si punterà su libri, il 22,7%, sui giocattoli, per il 25%, crolleranno abbigliamento e calzature e per la prima volta anche i prodotti tecnologici registreranno una flessione. Nel 2011 le vendite di cellulari e computers erano salite del 21%. Quest'anno arriveranno al 6,8% appena. E alla domanda dove si farà shopping la risposta è stata disarmante. Dovunque, basta che si spenda di meno e saranno i mercatini a tenere alla grande. Ma arrivano anche buone notizie sul fronte del turismo. Secondo l'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, il fascino dell'Italia ha avuto la meglio sulla recessione. Perché se nel 2012 è stato registrato un calo di turisti stranieri nel paese dell'1,6%, è andata meglio comunque nel Veneto, sono invece aumentati i turisti danarosi, tanto che la spesa ha registrato un incremento del 2,9%. Inoltre la fotografia scattata dall'ENIT in vista delle prossime festività natalizie presenta diverse luci e qualche cono d'ombra. L'Italia attrae sempre più russi, americani e giapponesi e le vendite per soggiorni superiori ad una settimana tra Venezia, Roma e Firenze sono cresciute per fine anno dell'83% rispetto al 2011. E ora una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Il Collegio Salesiano Astori invita tutti i genitori e i ragazzi a Scuola Aperta, un programma di incontri per conoscere da vicino l'istituto. Sabato 15 dicembre, l'Astori apre le porte per il liceo classico, scientifico, linguistico, l'istituto tecnico-tecnologico e tecnico-economico. Il Collegio Salesiano Astori è in via Marconi 22 a Mogliano Veneto. Per conoscere gli orari, visita il sito www.astori.it. Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosato 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. E ora la pagina dell'area metropolitana. I carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato 2 romeni ritenuti i componenti della banda che nel novembre scorso è stata sorpresa con un furgone carico di 17 quintali di rame rubato. Si tratta di Petro Sorinel Stefano, 37enne, romeno, domiciliato a Ceggia, e del connazionale Marius Sorin Voda, 41enne, domiciliato a Noventa di Piave. In quella circostanza 3 dei 6 romeni a bordo del furgone sono stati fermati. Successive indagini hanno poi portato ai 2 stranieri di oggi. E andiamo a Noale, dove i commercianti sono sempre più inferociti contro il sindaco e domani scendono in piazza con una manifestazione. Sono un centinaio e sono esasperati. I commercianti di Noale stanno registrando perdite pesanti di incassi e non soltanto per colpa della crisi. Da 1 anno e mezzo, da quando la viabilità in centro è stata riorganizzata, è avvenuto un drastico crollo del traffico in entrata e in uscita delle 2 piazze, da sempre storicamente collegate, ossia Castello e 20 settembre. In questi giorni in cui lo shopping natalizio potrebbe portare un po' di linfa vitale all'economia del settore, nel centro c'è il deserto. Così domani, nel giorno di Santa Lucia, i negozianti abbasseranno le serrande per 2 ore, dalle 9 alle 11, sfileranno in corteo e consegneranno le chiavi al sindaco Michele Celeghin e al posto degli addobbi natalizi affiggeranno manifesti in ogni vetrina. In discussione è la decisione del comune di tagliare in 2 il paese, vietando l'uscita da Piazza Castello. Così chi entra in piazza 20 settembre provenendo da Treviso e da Padova deve uscire per forza sulla Noalese. In 1 anno e mezzo il centro si è desertificato e i negozi hanno subito una drastica concorrenza dal vicino centro di Mirano. Dopo una protesta di cui si era occupata Televenezia il 29 novembre scorso, il sindaco aveva promesso una risposta il 10 dicembre, che non è ancora arrivata. E non si può non parlare della data di oggi, 12-12-12. L'insolita combinazione di cifre rappresenta un evento singolare che non si ripeterà per un altro secolo. Per questo molti interpretano la sequenza numerica come un messaggio cabalistico, fortunatamente di buon auspicio. Sentiamo perché. Tutti pazzi per il 12. La combinazione 12-12-2012 è considerata fortunata non soltanto per la triplice ripetizione, ma anche perché il 12 è un numero sacro. 12 gli apostoli di Gesù e prima ancora 12 erano i principali dei dell'Olimpo greco. 12 le ore del giorno, i mesi dell'anno, le vertebre toraciche, le costole e i nervi cranici, senza contare che 12 è un multiplo del magico numero 3. Il 12 è anche simbolo di iniziazione. In molte società i riti di passaggio allo stato adulto si praticano proprio nel 12° anno di età. Il bruco, insomma, diventa farfalla. Gli esperti di esoterismo definiscono il 12-12-2012 una giornata di interconnessione, in quanto i giorni triplici come il nostro simboleggiano i portali di energia, hanno cioè delle frequenze uniche e questo particolare flusso energetico dovrebbe cambiare il corso della storia. Essendo il 12° portale del nuovo millennio, incominciato l'1-1-2001, il 12-12-2012 conclude un ciclo e ci porta all'avvento di una nuova era, quella che secondo la profezia Maya prenderà il via il prossimo 21 dicembre.
Tornando al nostro triplo 12, tutti lo vogliono impresso per sempre su documenti o fedi nuziali. Le gestanti hanno fatto carte false per far nascere i neonati in questa fatidica giornata, tanto che sarà difficile soddisfare tutte le richieste di parto cesareo. Ed è un vero boom anche per i matrimoni. Infine, per chi non ha grandi eventi da far cadere in questa data, basta comprare un biglietto della lotteria, chissà che non sia quello giusto. E le temperature rigide dell'inverno mettono a rischio la sopravvivenza di molti animali, tra questi anche i gatti di strada, che vivono con poco cibo e senza un tetto dove ripararsi. Per aiutarli, come ogni anno, si mobilitano gli animalisti veneziani. Alla festa del gatto randagio ci sono tutti tranne lui, il festeggiato, troppo aristocratico e anche troppo ganzo per mischiarsi a goffi bipedi o ad altri molto meno stilosi quattro zampe. Anche se non in carne ed ossa, alla festa che la Dingo organizza ogni anno a Venezia, la prossima sarà sabato 15 dicembre, l'amata bestiola è comunque onnipresente, in forma di soprammobile o di giocattolo, di calendario o di biglietto d'auguri. Certo è che il ritratto più bello lo fanno sempre i bambini. Gli alunni delle scuole di Venezia sviluppano il tema lanciato di volta in volta dalla Dingo, come nel caso di Teresa Girello della Media Morosini. Il suo micio senza tetto, con le orecchie abbassate e gli occhi tristi, è stato scelto fra tantissimi disegni per diventare una cartolina animalista. E se fossi tu senza casa? Presidente Mariolina Possenti, allora una bella festa per dare un aiuto concreto agli amati gatti randaggi. Sì, esattamente, ogni anno c'è la tradizione nella Dingo, prima di Natale, qui alla Scoletta dei Calegheri, di fare un incontro di tutti i nostri soci e poi è invitata la gente, la popolazione veneziana, si fa una mostra dei disegni delle scuole, perché ci sono insegnanti sensibili quali durante l'anno preparano questi loro lavori e quindi è un'occasione festosa di incontro. Naturalmente lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi, i giovani al tema del rispetto degli animali e quello anche di reperire fondi per sostenere l'attività della Dingo, che è abbastanza cospicua. Per dare un'idea dell'attività che la Dingo svolge, oltre a gestire il gattile comunale di Malamocco, basti dire che nel 2011 ha fatto eseguire 302 sterilizzazioni, gran parte a spese dei soci, in quanto soltanto 112 a carico dell'ULSS veneziana. Noi purtroppo abbiamo la unità sanitaria locale che sarebbe tenuta per legge a sterilizzare, che concede una mattina alla settimana, il che è troppo poco. Più volte abbiamo chiesto, sollecitato, però non riusciamo ad ottenere niente e quindi la Dingo deve sopperire con mezzi propri alle carenze dell'ULSS in sostanza. Mentre se noi potessimo avere, come nel passato, quando era direttore dell'unità sanitaria di Venezia, il dottor Funari, noi abbiamo avuto per 2 o 3 anni la convenzione, e cioè presentavamo le fatture dei vari veterinari e venivano controllate e poi venivano liquidate. E per noi quello è stato un momento in cui abbiamo sterilizzato tantissimo. Più o meno secondo lei fra terraferma e laguna, centro storico, quanti gatti ci sono? Ma in questo momento non sono in grado di dirglielo, è stato fatto un censimento, chiaramente a Venezia, centro storico, la presenza dei gatti è diminuita tantissimo, perché quando subiamo anche delle critiche, avete sterilizzato, non ci sono più i gatti che erano l'ornamento dei campielli di Venezia. Ora, chi dice questo non si rende conto, primo, che il gatto non è un ornamento, ha bisogno di mangiare, ha bisogno di un riparo dal freddo, dalla pioggia, eccetera. Tutti i magazzini sono stati trasformati, sono negozi, eccetera. Abbiamo 20 milioni di turisti che girano per le città, girano persone con cani enormi, quindi i gatti ci sono diminuiti, ma sono defilati. I veneziani una volta lasciavano i gatti entrare nei loro magazzini, adesso non è più così.
adesso sono negozi, ristoranti, e quindi non vogliono i gatti. Dove c'è una pizzeria, dove c'è un ristorante, il minimo che facciamo è una telefonata che riceviamo, portateli via perché i gatti orinano sulle piante, puzzano, eccetera. Quindi è stato un po' giocoforza. L'incontro annuale alla Scoletta dei Calegheri richiama gattare e gattofili di tutti i tipi. Tra loro ci sono anche tantissimi artisti, come la cantautrice Margot, insuperabile nel dar voce alla sofferenza delle creature più piccole. E fa la nanna laggiù sull'asfalto, gattina grigia, straccetto tigrato, che ha fatto solo un piccolo balzo, la fuoriserie che ti ha ammazzato. Ninna nanna, ninna nanna, la gattina fa la nanna con Gesù, la gattina non piange più. E alla festa si possono incontrare anche curiosi personaggi come il dottor Miaus, autore di un'esilarante Costituzione dei gatti. È un libro, innanzitutto si differenzia dagli altri libri perché è scritto da un gatto, almeno ha questa pretesa. E infatti il titolo completo è La Costituzione dei gatti, scritta da un gatto, trattato di convivenza uomo-gatto, gatto-uomo, gatto-uomo, altre specie. Perché all'interno del libro, poi, come si potrà leggere, ci sono non soltanto un cane e un gatto, che sono i personaggi principali, si chiamano Tigrillo e Grilletto, ma poi ci saranno anche degli altri personaggi. Nel caso in cui una persona abbia tanti animali a casa, capisce un po' come potrebbe pensare un gatto. Ma il gatto scrittore si chiama Davide? Sì, Davide Borella, che però nel libro, come nella Divina Commedia, no? C'è Dante autor e Dante personaggio. E io qua faccio la stessa cosa, con la stessa umiltà, però mi trasformo in dottor Miaus. Quindi nella prima parte del libro ci sono la Costituzione, quindi ci sono degli articoli che determinano il comportamento che devono tenere i gatti, ma anche gli umanoidi, come li chiama questo gatto. E poi nella seconda parte del libro ci sono 10 esercizi di comprensione, si chiamano test di comprensione, e quindi il candidato, il lettore, dovrà scegliere l'ipotesi che meglio si addice alla situazione. Tornando a casa da lavoro, sentite il preziosissimo pianoforte di vostra nonna suonare. Indovinate un po' chi è? Il vostro felino che sta andando su e giù massacrando i magnifici tasti in avorio. Che fate? A. Lo chiudete dentro la tastiera. B. Lo iscrivete alla SIAE, tirate fuori il contrabbasso e suonate un po' di jazz insieme. Infine, chi è Davide Borella? Davide Borella, un gatto nel corpo di un uomo, diciamo. E faticosamente cerca di abituarsi ai ritmi degli umanoidi, con una professione, degli orari, alzarsi presto la mattina, non cacciare la notte. Faticosamente, ci sto riuscendo. Allora, miau. Miau, life is miau. L'ospite della prossima festa, sabato 15 dicembre dalle 15 in poi, sarà la simpatica affabulatrice Marina Furian, in arte Zane Goba, che col suo magico teatrino in valigia racconterà storie veneziane mai sentite prima. Dopo lo spettacolo, buffet vegetariano e un'appassionante lotteria pro felini abbandonati. Un biglietto costa soltanto €1 e si possono vincere cene e cicchettate per 2 persone, dipinti d'autore, smartphone e tante piccole cose perfette come regali di Natale. Con un sonoro miau, i gatti ringraziano. E ora le previsioni del tempo, continua il gelo. Giovedì 13 dicembre, parzialmente nuvoloso al mattino, con tendenza all'aumento della nuvolosità. Dalla serata possibili deboli precipitazioni anche a carattere nevoso, minime in picchiata fino a -6. Venerdì 14 dicembre, cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni sparse anche nevose a quote molto basse, temperature in ripresa.
Sabato 15 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto, nebbia e possibili deboli precipitazioni, valori termici sopra lo 0. Domenica 16 dicembre, nebbia in banchi e clima molto umido, temperature stazionarie. La marea di giovedì 13 dicembre è normale, la massima alle 9,55 75 cm, la minima alle 4,05 10 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.